Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta passata di pomodoro rustica Cirio 2 per 680 grammi a 1,99 €. Croissant classico Bauli 2 per 200 grammi a 1,79 €. Ammorbidente Lenor 2 per 42 lavaggi a 4,99 €. Grana Padano grattugiato Gran Soresina 2 per 100 grammi a 2,59 €. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella di Cerca e con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Tortolì perché ieri c'è stata una riunione in comune con l'assessorato regionale all'ambiente. L'argomento riguarda i mufloni, perché i mufloni devono lasciare Arbatax dopo anni di segnalazioni, interventi parziali e la convivenza ormai con questi animali è diventata sempre più difficile. La Regione Sardegna ha messo nero su bianco un piano operativo per allontanare gli animali dal borgo. Ormai lo sappiamo tutti, si muovono nelle strade, nei giardini, nelle abitazioni private, con ripercussioni anche sulla sicurezza e soprattutto sulla viabilità. Si è svolto quindi, come dicevamo ieri, un incontro operativo in sala giunte al comune di Tortolì finalizzato alla definizione delle azioni operative, delle tempistiche per le attività di cattura dei mufloni. All'incontro, oltre ai rappresentanti del servizio tutela della natura e politiche forestali dell'assessorato alla difesa dell'ambiente della regione, hanno partecipato i rappresentanti del comune di Tortolì, di Forestas, della direzione del generale del corpo forestale
Nel corso della riunione è stato effettuato anche un sopralluogo congiunto per individuare un'area idonea e adeguatamente recintata da destinare al contenimento temporaneo degli animali. È stata inoltre definita la composizione di una task force tecnica che, sotto il coordinamento dell'assessorato regionale all'ambiente, curerà le attività di cattura e di trasloco. Sono state condivise anche le procedure operative relative alle diverse fasi dell'intervento, che comprendono il monitoraggio del branco, l'individuazione dei siti di cattura, le attività di foraggiamento attrattivo, la cattura con delle gabbie e trappola e poi anche la valutazione dello stato sanitario degli animali, l'identificazione degli esemplari e appunto poi il successivo trasloco nei siti individuati. Il sindaco di Tortolì Marcello Lado ha espresso soddisfazione per l'esito dell'incontro, evidenziando l'importanza della collaborazione istituzionale per la gestione di una situazione che interessa il contesto urbano e la sicurezza della popolazione locale. Andiamo avanti, ora parliamo di sport. Il Giro di Sardegna torna nell'isola nel 2026 dopo 15 anni di assenza, riportando così la Sardegna al centro del grande ciclismo internazionale. La storica corsa si svolgerà in 5 tappe, c'è anche Tortolì, si parte da Castelsardo Bosa, Oristano Carbonia, Cagliari Tortolì e poi da Arbatax a Nuoro, infine la Nuoro Olbia, dove si concluderà la corsa, che andrà in scena dal 25 febbraio al 1 marzo. L'evento è organizzato dall'assessorato regionale al turismo e dalla Lega del ciclismo professionistico in collaborazione con Sport e Salute. Il Giro di Sardegna rappresenta uno dei capitoli più prestigiosi del ciclismo italiano. Nato nel 1958, dopo le prime esperienze professionistiche sull'isola, già alla fine degli anni 40, la corsa si affermò rapidamente come appuntamento internazionale di inizio stagione, attirando le migliori squadre e alcuni dei più grandi campioni di sempre. Nell'Albo d'Oro figurano nomi leggendari come Eddie Merckx, Jacques Anquetti, il Vittorio Adorni, Marino Basso, per fare alcuni nomi. Dopo una storia segnata di successi, interruzioni e tentativi di rilancio, il 2026 segna una nuova fase nel solco della tradizione, ma con una visione moderna. Ecco, questo appuntamento è stato presentato nei giorni scorsi durante una conferenza stampa che si è tenuta in regione. Ora possiamo sentire le parole dell'assessore al turismo Franco Cucureddo, assessore della regione Sardegna. Allora, il Giro di Sardegna significa innanzitutto il ritorno del grande ciclismo in Sardegna, del ciclismo professionistico, di quello che ha tantissimi appassionati che lo seguono sia sulle strade sia attraverso la televisione. Avere a febbraio, momento nel quale si iniziano a programmare le vacanze estive, ma si programmano anche le gite per Pasqua, per i ponti di fine aprile, 25 aprile e 1 maggio, avere la Sardegna protagonista con bellissime immagini spettacolari prese dagli elicotteri e da terra per 90 minuti, 1 ora e mezza ogni giorno, ogni tappa, significa avere una presa e ricordare che la Sardegna c'è e non è presente solo nelle testate giornalistiche, nei rotocalchi nel periodo estivo. Quindi per noi è estremamente significativo e giustamente i prodotti che dobbiamo promuovere, oltre a quelli conosciutissimi del nostro mare, sono quelli tipicamente delle altre stagioni. Quindi la scelta, lo vedrete nella selezione delle tappe, è quella di partire dalle Domus e Gianas per farle conoscere. I nuraghi sono molto conosciuti, ma le Domus, che sono un riconoscimento UNESCO, lo sono molto meno. Quindi le più significative saranno protagoniste di questo giro. Anche una delle 4 maglie sarà ispirata proprio alle Domus de Gianas, ma anche i borghi, ma anche i percorsi religiosi, i sentieri escursionistici, insomma tutto ciò che fa prodotto per attrarre turisti nel periodo invernale. Ecco, abbiamo sentito l'assessore al turismo della regione Sardegna Franco Cucureddo su questa bellissima manifestazione sportiva, il Giro di Sardegna. Tra le tappe appunto c'è anche Tortolì, che ricordiamo ha anche ospitato negli anni scorsi la 100ª edizione del Giro d'Italia e anche il Giro Donne. Andiamo avanti ora perché l'Ogliastra si conferma terra di solidarietà. Il 2025 si chiude con un nuovo record per il centro trasfusionale dell'ASL, capace di raccogliere 2.732 sacche di sangue. Questo traguardo
permette di lasciare alle spalle la flessione del 2024, erano state raccolte allora 2.541 sacche, di superare il risultato raggiunto nel 2023 quando le sacche raccolte erano state 2.728. La vocazione solidale dell'ASL Ogliastra si riflette inoltre anche nelle capacità di sostenere il fabbisogno sardo, infatti verranno inviate 600 sacche verso altri territori dell'isola, testimonianza quindi dell'efficienza di una rete trasfusionale regionale integrata e sempre più coesa, un successo nato dalla sinergia tra istituzioni e territorio. La generosità dei cittadini ogliastrino e l'impegno delle AVIS territoriali sono stati coordinati con professionalità dal centro trasfusionale dell'ASL Ogliastra. Siamo felici di aver raggiunto questo traguardo, evidenzia la direttrice del centro Giusy Caviddu. Col tempo abbiamo costruito nel territorio una rete solidale di raccolta grazie alle collaborazioni con le scuole, forze dell'ordine e associazioni sportive. La soddisfazione è doppia se consideriamo che il nostro personale a recarsi direttamente sul territorio, contribuendo a creare un legame di conoscenza e fiducia con i cittadini. Adesso andiamo avanti, ci spostiamo a Barissardo, un appuntamento culturale domenica 18 gennaio alle ore 16. I locali al primo piano del centro civico in Piazza Repubblica ospiteranno la presentazione del saggio storico Intrighi sotto il campanile, le vite inedite del giudice Felice Podda Pisano, del rettore teologo Giovanni Battista Cuenza, scritto da Gianluisa Carracoi. L'opera ripercorre un capitolo cruciale della storia della Sardegna tra la fine del Settecento e il primo ventennio dell'Ottocento, all'interno del quale è calato il piccolo villaggio di Bari. L'opera valorizza l'intreccio che il nostro piccolo villaggio ha vissuto con gli eventi più conosciuti avvenuti nell'isola, come Sadi de Sardegna, fino ai rapporti con Francia e Gran Bretagna, creando così l'opportunità di celebrare in modo più sentito anche Barissardo il 28 aprile, Sadi de Sardegna. Quindi l'appuntamento è fissato con la presentazione del saggio storico che riguarda Barissardo domenica 18. Restando su Barissardo, invece, sabato 17 gennaio si terranno i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. Il Comitato Isferalis 1976, in collaborazione con la parrocchia, organizzano i festeggiamenti. L'appuntamento è alle 17 per la Santa Messa e seguirà la processione per le vie del paese con il simulacro del Santo e poi la suggestiva accensione e benedizione del Fogoroni. Seguiranno festeggiamenti civili dalle 20 negli spazi della Chiesa della Beata Vergine del Monserrato, con intrattenimento musicale e degustazione di prodotti locali offerti dal comitato. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi.